Ed eccoci all'epilogo, all'ultima tappa che ci porterà a Berna dopo 228 km. È la classica tappa di trasferimento. C'è un'ultima asperità da superare che è il Vue des Alpes, dove Enzo Moser ancora una volta va all'attacco. Vuole far sua definitivamente il Gran Premio della Montagna. Il trentino riesce solo a metà nei suoi intenti. Vince il Vue des Alpes, ma lo svizzero Rügg riesce a mantenere il primato nella speciale classifica del Gran Premio della Montagna, per soli 2 punti. Poi tutti sotto un acquazzone tremendo verso Berna. A pochi chilometri da Berna, i corridori devono ancora fermarsi una volta a un passaggio a livello. Sarà anche ricordato come il giro di passaggi a livelli, tante volte determinanti. Un uomo solo si presenta nello stadio di Berna ed è Guido Carlesi, che negli ultimissimi chilometri è riuscito con un'impresa delle sue a staccare il grosso del gruppo. Si presenta solo, a mani sollevate, e saluta trionfante tutti gli italiani che sono convenuti a Berna per salutare questo grande trionfo. Il gruppo giunge a 30 secondi e sarà regolato da un altro italiano. La corsa a tappe svizzera viene archiviata e tutti quanti si va al Tour. È un anno magico per i colori italiani. Vittorio Adorni primo al Giro d'Italia, Franco Bitossi primo nel Giro della Svizzera, Felice Gimondi sarà primo nel Tour de France. Le ultime immagini vengono riservate a Coppino Carlesi, vincitore anche di quest'ultima tappa, e a Franco Bitossi, degno vincitore di questo Giro della Svizzera.